Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Raga, ho modificato ancora un po' la livrea, ho messo un giallo che è più sul giallo che sul verde perché ho visto che in registrazione sembrava un verde più che giallo. Ho messo nuovi sponsor in maniera diversa proprio per approcciarmi perfettamente alla Brown GP. E, oh. Bene, niente. Il casco fatto bianco e oro, quindi sono in la mattonata, poi sapete che amo il bianco e l'oro. Aggiornamenti telaio. Partecipa all'evento. Allenamento Ancora rif... mai nessuna rivalità. Ok. Poi la stampa ti chiederà chi consideri come tuo rivale. Pensaci bene prima di scegliere, Come perché si fa? guadagnerai fama se riesci a batterlo, ma ne perderai Però altrettanta facciamo se vedere lo fallisci nel sviluppo. tentativo. Stiamo sviluppando. Allora, ci arriva lunedì 6 aprile aerodinamica. 8 aprile il motopropulsore e il telaio l'11. Ok. Stiamo crescendo bene. Perfetto. Strutture qua non ho soldi. Attività. Vabbè, ma le rivalità devo fare da qualche parte. Non ho ancora nessuna rivalità, vabbè, insomma. Va bene, il Gran Premio del Vietnam, raga, questa è veramente un'incognita per Veneziano e per la Comenda GP. Vediamo un po', però diciamo che in questo momento stiamo sviluppando un po' tutto, come avete visto c'è un po' il telaio, un po' l'aerodinamica e un po' il motore. La resistenza no, perché vabbè, insomma, voglio rischiare tra virgolette. Adesso vediamo un po' le previsioni anche del Vietnam e tutto, e poi ci becchiamo come sempre dopo le qualifying session. Vediamo un po'. Sto gioco comunque, raga, veramente. Sta fatto della scuderia è bellissimo proprio. Poi ho visto delle livree anche nuove che cioè, che ti scarichi quando. Cioè una volta che aumenti di livello, tanta roba, raga, tanta roba. Ok, raga, c'è da precisare che tengo diciamo, lo staff ecco lo staff, mi sono dimenticato di cambiare, però lo tengo comunque sempre sul giallo perché non mi piace nelle classifiche vedere il quadratino bianco, mi fa un po' miseria. Vediamo. Messaggi, allora vabbè, è previsto solo in qualifica pieno e anche in gara, quindi niente pioggia. Ok. Va bene raga, ci vediamo dopo le Qua mi qualifiche. stanno proponendo delle rivalità, andiamo, sì, giovinate assolutamente. Ho finito le prime prove libere, 11° tempo, però sì, le altre monoposti sono molto coperte secondo me. Hai sbandato in qualche occasione? Ti mancava aderenza? Mm, sì, ho avuto bah, neanche troppi insomma. Comunque Giovinazzi è il rivale a questo punto. Comunque la livrea, raga, sono una pippa. In realtà l'ho vista in anteprima, l'ho fatta, però devo aspettare il livello 5, quindi abbiamo ancora la livrea vecchia, diciamo, quindi meno elaborata rispetto a quella a livello 5, non me ne sono accorto dopo, quindi vabbè, sono piccoli vaneggi comendiali. La Formula 1 quest'oggi approda nel sud-est dell'Asia alla scoperta di una nuova terra per far rombare i propri motori. Oggi siamo in Vietnam. Un giro completo della pista vietnamita è lungo all'incirca 5,5 km, con un totale di 23 curve, 11 a destra e 11 a sinistra. Alcune sezioni hanno preso ispirazione da altri grandi circuiti, con la speranza di creare numerose occasioni di sorpasso. E come sempre qui al mio fianco nella cabina di commento c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi Luca, non sei certo estraneo alla bagarre di curva 1. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Ci sono tre cose a cui bisogna dar conto, Carlo. Posizionamento, controllo e disciplina. Per prima cosa devi riuscire a ritagliarti un po' di spazio con la tua auto e assicurarti che tu abbia il tempo di reagire di conseguenza. Poi devi stare attento agli specchietti ed ascoltare i suoni che ti circondano per capire dove gli altri si trovino. Ed infine non peccare di avidità. Solo perché vedi un varco non vuol dire che devi sempre lanciarti. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Quindi il resto della griglia: Bottas, Leclerc, Sebastian Vettel e Albon, Ricciardo, Sainz, Perez e Lando Norris, Ocon,
Stroll, Dani Kvyat e Raikkonen, Gasly, Magnussen, l'uomo della pioggia, e Romain Grosjean, Giovinazzi, Russell, Ghiotto e Nicolas Latifi. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà. Ok ragazzi, 17esimi per gara strana questo Vietnam, molto strano. Abbiamo guadagnato dei punti. Eh, Continuiamo così. io ci provo. Ok, lui mi dà queste. Vediamo, la posso modificare. È possibile così? Strategia un po' pazza. Strategia un po' pazza. Vediamo insomma di tentare il miracolo. Comunque abbiamo fatto meglio Giovinazzi che il nostro rivale, quindi non, insomma, non ci lamentiamo, dai. Nessuno vedo di cambiare che sta cacchio di livrea, perché quella a livello 5 è molto più bella. Tensione alle stelle. Vai, 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 vai. Buona partenza dopo il Gran Premio del Bahrain. Voglio un'altra grande prestazione, la macchina c'è. Mamma mia. Stiamo attenti, stiamo attenti. 2 posizioni guadagnate. Madonna ragazzi, come è entrato Gasly. Dobbiamo stare concentrati ai massimi, partenza comunque regolare anche qui. Bel primo giro, continua. Grazie caro. Certo che i muretti sono molto vicini. Comunque una gara cittadina mi sembra, perché così di primo acchito con questi muri così. Ok, comunque la power unit c'è. Pompiamo veramente bene. Dai raga, abbiamo le hard, quindi strategia veramente rischiosissima. Ma ripeto, non sono mai stato qua, non è mai stato nessuno qua, è la prima volta per tutti qui in Vietnam. Questo è purtroppo il punto che odio, e si è visto. È un punto fastidiosissimo. Tanto Gigi fa già il fastest di Gigi. Scelta bizzarra per Veneziano. Vuole fare una sola sosta, visto che comunque dopo il miracolo del Bahrain. Ok, comincia Raikkonen, se ne sta andando, però è la differenza hard-soft, comincio a sentirla. Devo tenere duro soprattutto nei primi 5 laps. Ok, però le asse sono veramente attaccate al culo, eh. Però guardate in rettilineo come guadagno, questa è una cosa importante raga. Meno male che ho scelto la power unit Mercedes. Qua l'ho rischiata molto, eh. Questo è un punto a mio avviso bello, ma molto difficile. Qua sto frenando veramente troppo. Dobbiamo prendere le misure raga, bisogna prendere le misure in una gara che non conosciamo.
La sosta è prevista tra il 16° e il 21° laps. Staremo a vedere chi porterà a casa il risultato migliore in base alla strategia. Sono concentratissimo, raga, perché non ho minimamente dimestichezza qui in Vietnam. Infatti stiamo prendendo abbastanza le bombe. Ricordiamo che abbiamo le hard, attenzione. Ok. Mamma mia. Questa sarà una gara difficile. Questa sarà una gara molto difficile. Strategia forse azzardata, vedendo che tutti gli altri hanno messo le soft. Vedremo, però l'abbiamo detto anche in Bahrain e poi è arrivato il miracolo, quindi aspettiamo la girandola dei box e tutto quanto per capire. Abbiamo tempo per fare i processi. Distacco dall'auto davanti. 7. Ragazzi, terza safety car in 3 gare, è pazzesco, pazzesco. Fuori Kiat. Ora cambiamo anche la strategia, ovviamente, andiamo di media e poi faremo l'ultima parte con le soft. Perché non penso di poter tenere la ah, no, anche Ghio, ma sei una pippa. Ma non ci credo, Ghiotto dietro di me. Non dare gas. Pazzesco. Ultima sosta nella nostra strategia. Terza safety car consecutiva, altri 2 ritiri che si sommano a quello di Chiara. Pazzesco. Giovi, porca... Guarda, cos'ha Giovinazzi? Ha problemi anche Giovi? Valentissimo Giovi. Ma guarda che deficiente. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il ritmo. Sì, lo so. Vai raga. Siamo 15esimi, siamo tornati in corsa, che se abbiamo sbagliato la strategia anche adesso, tutti con le soft. Boh. Quindi faranno soft probabilmente. Io non penso proprio di riuscire a tenere tutta la gara con queste. Ho le gomme all'11%, siamo a un po' meno di metà gara. Dovrei fare un altro capolavoro. Ok, tante safety car, come hanno detto anche Liberty Media, che vuole tante safety car per avere un divertimento maggiore e più colpi di scena. Mi hanno ascoltato, speriamo ci siano veramente sempre anche nel gioco. Abbiamo il nostro rivale davanti, però questo non va bene. Adesso vediamo, comunque sbagliatissima la scelta hard in Vietnam, mai più Kume, mai più. Nessuno usa le hard qui in Vietnam. Questo è veramente l'unica cosa certa. Adesso vediamo e speriamo di perdere meno. Comunque adesso abbiamo le medium ed è già diverso, le hard disastro puro in Vietnam. Guarda, se volete ancora andare in Vietnam, per favore. Questa può essere veramente una cosa buona e giusta. Certo che la safety car ci sta aiutando comunque, dopo l'errore beffardo. Quindi ripeto, non gomme hard in Vietnam, veramente, perché è la fine della vostra gara. Norris ha le hard, quindi non può far bene. E la cosa ormai è matematica, mamma mia.
Abbiamo Gigi con le soft davanti, non lo prenderemo mai. Dai Norris, combina qualche cagata Lando, ti stimo come pilota, mi piace tanto. Ma fammi il regalino Lando. Guarda come sta rallentando tutti Lando, con delle gomme improponibili. Sarebbe bello durare fino a fine gara, ma... Ok, dai che comunque abbiamo già un passo diverso con le medium. Siamo più a nostro agio. Proprio le hard non vanno bene per il Vietnam. Ok. Altra gente ai box. Ok per il DRS. Questa potevo prenderla decisamente meglio. Ok. Adesso vediamo come va a finire. Mettiamo le soft, vero? Ok. Però tutti gli altri sono già andati, quindi dovrò tentare una rimonta che è pressoché impossibile. Fuori, sarai subito in gara. Oh yes, li superiamo anche Charles, 15esimi però. Giovinazzi davanti a noi, non avevo le soft. Tutte le soste Per carità, però, non potevo fare altrimenti, raga. Non riuscivo proprio più a tenerla. Non è come il Bahrain che la conosco bene. E adesso tentiamo l'impresa, fioi. Non sono così lontani, devo recuperare più posizioni possibili. Soprattutto devo superare Giovi. I punti ovviamente al 100% no, non li posso fare, però il Giovi lo possiamo superare. Adesso sto giro me lo faccio senza sprecare airs e il prossimo lo facciamo a bombazza proprio. E se ci fosse ancora bagarre davanti non mi dispiacerebbe sinceramente. Tanto penso che tutti sono andati ai box ormai, quindi da quel punto di vista poco posso fare. Però stiamo recuperando bene. La macchina va che è un piacere. Chiaro che abbiamo anche Leclerc con le soft che arriverà, Ok. Non capisco perché. Forse aveva proprio più gomme il Grosjean, perché doveva mettere anche lui le soft. Siamo a caccia. Adesso voglio fare anche un bel giro. Stiamo recuperando, dai. Dai che Giovinazzi lo possiamo prendere. Il Giovi è roba nostra. Abbiamo... Il della vettura dietro di te è 1,9 secondi. Abbiamo tempo. Questa non l'ho presa proprio al 100% bene. 2,9, dai da 4. Poco airs però. Poco airs, ai ai ai. Poi lui ha il DRS. Sì, lui ha il DRS. Questo è un grosso problema. È in bagarma il DRS. È in bagarma il DRS. E c'è l'EC dietro. Tutto negativo, l'EC dietro e Giovi ha il DRS. Non possiamo non prenderlo, però cazzo, abbiamo le soft. Per carità, non è una gara che ci sta esaltando particolarmente.
Adesso qua nel misto ho guadagnato parecchio. Il problema è che anche Lek. Lek ci supera sicuro. Lek ci supera sicuro. Charles, fastest di Charles. Fastest di Charles. Che ha pagato molto la safety car probabilmente, perché così indietro. C'è bisogno di un po' di casino dietro. Lo dobbiamo prendere assolutamente, dobbiamo superare assolutamente. Preso l'abbiamo preso. Così abbiamo il vantaggio sulla rivalità. Dai Kume, però date una svegliata. Tutti pazzi per Giovinazzi. Non riesco a fare... Mamma mia, questo in curva però è sublime. Sublime Kume, sublime. E ci siamo presi la posizione su Giovinazzi. Coglione nell'IRS però. Me l'ha ripresa. E di brutto anche, ai ai ai, ancora lotta. Se io ho fatto un sorpasso grandioso. E ancora in curva, vai. Ciao Giovi. Ciao amore mio. Ciao bel ragazzo. Ce lo siamo presi con arroganza tipo Lando in Austria nel primo Gran Premio. Sufficienza per altri 5 giri. Attenti. Diciamo che con una safety car 15esimi non è un gran risultato, ma almeno siamo davanti a Giovi. Però le dura. Questo Gran Premio, vedremo il prossimo anno cosa combineremo. Però secondo me c'è del potenziale, ma devo allenarmi tanto qua, Gran Premio strano, dai Magnussen, ritirati, niente. Non si ritira Kevin. Purtroppo non ho tempo, potevo prenderlo con le medie, ma... Pare che come sono messe le gomme. Ah beh, ho le gomme finite. Le soft non durano niente, le medie hanno le gomme della gara. Vabbè, non lo sapevo. Devo partire con le medium, cambiava tutto secondo me. Vince Max, vince Max. Vince il grande Max. Verstappen ha dichiarato che vuole il mondiale, ma Veneziano ha risposto no, non lo vincerai mai. Lo vincerò io, a suon di trombate. Vabbè, vedremo. Intanto, con questa gara facciamo molti passi indietro dal punto di vista classifica, però anche è vero, siamo davanti al Giovi, prima volta in Vietnam, va bene così. Mi va benissimo così, tanto i punti me li sono fatti in Bahrain, basta un altro punto e faccio un obiettivo scuderia e poi altri 2 per i 5. Ok. Il Kume saluta le ragazzette nude. Pilota del giorno Lando. Felice. Bella vittoria. Luca, dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano, il che gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la Oh, ma non inquadrano mai veneziano. Bravo Sainz. In questo momento i piloti si stanno avvicinando. Eccolo Max. Ecco Max. Madonna, doppietta Red Bull. Mamma mia, sarà mondiale vincente quest'anno, Champagne! Ok.
dopo questa gara diamo un'occhiata alla Mamma mia, classifica. Hamilton quarto, Lando, Una madonna. brillante prestazione. Qua un po' di penalità, ragazzi, Posto della per classifica. Gasly Non sono mancate le dimostrazioni di e talento. Stroll, mi Chi è pare. stato il pilota del giorno secondo te? E Lando Norris, nessun altro meglio di lui. Preciso, sicuro di sé. Anche Russell si è ritirato. La sua scuderia festeggeranno Si è ritirato proprio all'ultimo giro, Siamo incredibile. così, la Red Bull sale al primo 4 posto in ritiri. classifica. Bella prestazione anche per la Racing Point, che dopo questo weekend migliora la posizione in Va classifica. bene. Dopo una gara 4 ritiri in Vietnam, una safety car e un veneziano un po' così. Dai. La prossima dovrebbe essere Cina, è una gara molto favorevole. E tu che ne dici? Boh. La scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Ok. Tu e il tuo rivale vi siete toccati. Chi ha sbagliato? Boh. Non mi ricordo. No comment, va. Ti ringrazio. Brava. Ho capito che c'erano due, comunque, beh, bel vantaggio sul buon Giovinazzi. Qua saliamo, siamo ancora a livello 6, Ghiotto, ma non mi sta esaltando proprio per niente. Ah, devo farlo, ok, farlo sempre non è semplice. Pensavo spostasse solo una volta, io invece puoi farlo sempre in realtà meglio, perché comunque, però, fare 3 punti vuol dire settimo posto, non è semplice. Va buon raga, un saluto dal comandante veneziano, gara abbastanza positiva, per me, quantomeno siamo riusciti a stare davanti al buon Giovinazzi, però Ghiotto lo vorrei mandare via, voglio Mick Schumacher. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!